Bentornati, o nostri cari misteronauti. Nel corso della nostra esplorazione tra le menti dei villain abbiamo visto streghe, maghi, mostri, persone nate col gene della malvagità, ma raramente ci è capitato di conoscere un personaggio inizialmente buono, normale, reso cattivo dalla cupidigia. Parliamo oggi del maggiordomo Edgar e dei suoi casuali rapimenti felini in piena notte. Seguiteci. Ammettiamolo, gli Aristogatti è il classico Disney, il 20° per la precisione, più inossidabile che esista. Le canzoni hanno il potere di rimanerti in testa per mesi. Se vi dico che tutti quanti vogliono fare il jazz, alleluia, voi automaticamente inizierete a cantarla nella vostra mente, in loop. Lo stile è piacevolmente démodé, i personaggi sono uno più iconico e ben caratterizzato dell'altro. Insomma, è uno di quei film che ti accompagnano dalla culla alla bara e dei quali non puoi stufarti mai, un po' come la pizza. Certo, si parla di una storia molto leggera e assolutamente priva di quei retroscena un po' dark che talvolta la Disney ha inserito a sottotesto delle proprie trame. Le rocambolesche avventure dei mici protagonisti non si incrociano mai con signori del male quali Malefica, Scar o Re Cornelius e le peripezie fanno battere il cuore più da ridere che d'apprensione. Ma ogni storia si regge in piedi proprio sull'antagonista e questo film non è da meno. Ecco a voi il maggiordomo Edgar, il cattivo di questa pellicola. A vederlo non dà per nulla a intendere che sia una persona capace di atti malvagi. È alto, pingue, sempre di grigio vestito, impeccabile nella sua uniforme. La sua espressione, il più delle volte, è di dignitosa impassibilità, mentre il viso è dominato da un grosso naso aquilino, incorniciato da grandi orecchie a sventola, il che gli attribuisce un'aria buffa e caricaturale. Quando però si viene a sapere che di cognome fa Balthazar, ovvero un demone della cabala ebraica, non scherziamo, andate pure a controllare, allora si può iniziare ad intuire che forse, sotto quello strato di ossequiosa cortesia, si celi qualcosa di un po' più tenebroso. Praticamente il precursore di Sebastian di Black Butler. Tale personalità riemerge nel momento in cui, mentre come ogni buon maggiordomo origlia i discorsi della sua datrice di lavoro attraverso un tubo di scarico, viene a conoscenza di una notizia sconvolgente. Madame Adelaide, ex cantante lirica un tantino gattofila, in accordo col suo fido avvocato George, ha la trovata del secolo. Realizzare un testamento nel quale si stabilisce che la sua non inconsistente fortuna sarà interamente ereditata da Duchessa, Bizet, Matisse e Minou, ossia i suoi micetti. Ora dico, signora mia, lei vive incastrata in una villa senza vedere anima viva da anni, con un maggiordomo che le serve la colazione a letto, le prepara i pasti, la porta in carrozza, le pulisce casa e amministra la giornata, e lei, in uno slancio di generosità che Madre Teresa di Calcutta può accompagnare solo, lascia tutto ai gatti? Me lo spiega cosa se ne può fare un gatto di azioni e obbligazioni? Questa ponderatissima e per nulla discutibile decisione trasla immediatamente Edgar da villain a protagonista morale della vicenda, sebbene la sua idea per far fronte alla faccenda sia un pochino estrema, o avrebbe potuto esserlo se questo non fosse stato un film della Disney. Facendo uso delle sue arti alchemiche, per così dire, Edgar prepara la ricetta più famosa dell'intera filmografia disneyana, la sempre imitata ma mai eguagliata, crema di crema alla Edgar, tramite la quale narcotizza i 4 gatti per farli sparire in una zona di campagna lontano da Parigi. Partiamo ora con l'analisi psicologica del personaggio. Edgar in realtà non è il tipico cattivo disneyano affetto da una sinistra doppia personalità,
e non è neppure uno di quelli che si finge buono e cortese per raggiungere uno scopo. Da quanto ci è dato desumere nei confronti della padrona, è stato sempre corretto e leale e, pur non condividendo l'amore viscerale che Madame Adelaide nutre per i gatti, non ha mai mostrato atteggiamenti negativi nei loro confronti. Anzi, ne tollerava i giochi e la confusione. Ci troviamo quindi in un caso abbastanza anomalo per i film Disney. Un personaggio di per sé buono o almeno neutro che inverte la rotta a causa di quella che, a tutti gli effetti, è un'ingiustizia. Non si può negare che Edgar dimostri un attaccamento ai soldi molto spiccato, poiché ci viene mostrata la sua felicità nel pregustare l'eredità. Ma nei suoi panni chi non avrebbe gioito a tale prospettiva, soprattutto dopo una vita di fedele devozione trascorsa in un solaio? Se Gli Aristogatti fosse un film meno scanzonato e burlesco, Edgar avrebbe di sicuro rappresentato un elemento assai profondo e sfaccettato, e forse il suo ruolo avrebbe potuto affiancare quello di colleghi davvero illustri. Pensate un po', lavorare tutta la vita per vedersi soffiare un meritato premio da creature senza nemmeno il pollice opponibile sarebbero saltati fusibili anche a San Francesco. Tuttavia ricevere un'ingiustizia non ne legittima un'altra. Da prodigo e sofisticato, Edgar si converte in macchinatore astuto e senza scrupoli, che si compiace della sua bravata e che, per nulla pentito, cercherà con ogni mezzo di allontanare da sé i sospetti del suo crimine, arrivando a reiterarlo quando i gatti ricompaiono. Si può capire che Edgar non ha l'animo di un vero villain proprio dalla goffa escalation di violenza con la quale opera mentre il suo piano gli sta sfuggendo dalle mani, indice di un uomo impacciato nel delitto. Questo rende il suo agire comico, anche per via delle numerose gag con altri personaggi, ma da un lato quasi tragico. Se scendiamo la componente ridicola, ci appare una persona che sta annegando nei propri fallimenti, dopo aver compiuto, spinto da un rancore repentino, il passo più lungo della gamba. Chiunque potrebbe trovarsi nella situazione di Edgar. Quante volte, dopo aver fatto del bene, ci siamo trovati di fronte a una porta chiusa? E quante volte, a seguito di tale facciata, ci è balenata in testa l'idea di reagire con un atto violento o meschino? Per fortuna la maggioranza sa come far fronte alla delusione, sfogando la rabbia in modo sano. Poi ci sono quelli come Edgar, che invece agiscono in un modo totalmente errato, facendo sì che una situazione delicata in partenza si complichi ulteriormente, portando a risultati non positivi per nessuno.